Buonasera, benvenuti al TG Sicilia, i titoli del nostro giornale. Tragedia ad Albstadt in Germania, coppia di Castellammare del Golfo muore nel crollo dell'appartamento in cui viveva, distrutto da una fuga di gas. Assieme a loro il figlio Brian di 6 anni. A Siracusa incendio doloso nella notte nella via del mercato di Ortigia, in fiamme, travi di legno e la tenda di un caseificio, uno dei malviventi ripreso dalle telecamere mentre spargeva la benzina e appiccava il fuoco. A Palermo negoziante e figlio picchiati durante una rapina, arrestati 2 minorenni, avevano rubato accendini in un negozio del centro commerciale Guadagna, scoperti hanno aggredito con pugni e calci i titolari. A Catania ancora il caso del minore maltrattato finito su TikTok. Il comune avvia un'indagine interna su una passata segnalazione e istituisce un tavolo tecnico permanente per rafforzare il servizio di tutela sui minori. L'assessore Spoto, non ci nascondiamo dietro nessun alibi. 30 anni fa la morte dell'agente della polizia penitenziaria Giuseppe Montalto e del piccolo Giuseppe Di Matteo per mano di Cosa Nostra. Il fratello Nicola Giuseppe ha sconfitto la mafia. Pronto soccorso siciliani in ginocchio per l'influenza. Intanto restano ancora incomplete le case di comunità chiamate a rafforzare l'assistenza territoriale. Calcio in Serie C, il Catania attende la Cavese per tornare subito alla vittoria. Toscano recupera Allegretto. Al Trapani, dopo i 7 punti di penalizzazione, rimane solo l'obiettivo salvezza. Lo avete sentito in apertura, tragedia ad Albstadt in Germania, nel Land del Baden-Württemberg. Francesco Liparoto, la moglie Nancy e il figlio di 6 anni, Brian, di Castellammare del Golfo, sono morti nel crollo del loro appartamento distrutto da una fuga di gas. Il servizio di Laura Spanò. Giovedì mattina una delle vie di Albstadt in Germania è stata scossa da un violento boato seguito dal crollo di una delle abitazioni. Ad avere la peggio un intero nucleo familiare formato dal siciliano Francesco Liparoto, originario di Castellammare del Golfo, la moglie Nancy Garraca e il loro bambino di 6 anni, Brian. A causare il crollo una probabile fuga di gas. Ci sono indagini in corso da parte delle autorità locali. Per la famiglia Liparoto nulla da fare nonostante l'arrivo immediato, raccontano i vicini di casa, dei soccorsi, dei vigili del fuoco, delle forze dell'ordine che per ore hanno lavorato nel tentativo di salvare Francesco, Nancy e Brian. Ai vigili del fuoco alla fine non è rimasto altro che mettere in sicurezza la zona ed eliminare eventuali pericoli per le abitazioni vicine. Francesco, nato a Castellammare del Golfo dove risiedono i genitori e i fratelli, viveva in Germania da circa 10 anni. Qui aveva costruito insieme a Nancy una vita fatta di lavoro, sacrifici e sogni, una giovane famiglia unita, ben inserita nella comunità locale. Francesco lavorava in una ditta del settore del vetro, mentre Brian frequentava la scuola. Nulla lasciava presagire un epilogo tanto crudele. La notizia ha colpito profondamente tutta la comunità di Castellammare del Golfo, città con la quale Francesco aveva un forte legame. In agosto la famiglia era in vacanza in città, a novembre era tornata per il compleanno del fratello più piccolo di Francesco, attivamente impegnato nella consulta giovanile comunale. È una tragedia che ha colpito l'intera comunità castellammarese, davvero una grossa sofferenza aver appreso questa drammatica notizia che ha cominciato a circolare in paese ieri pomeriggio e a mano che si andavano o che venivano fuori i dettagli, la comunità era sempre più sconvolta. E intanto sono tante le persone che stanno partecipando nella parrocchia di San Paolo della Croce a Castellammare del Golfo alla veglia di preghiera in memoria appunto delle 3 vittime in Germania. La gente si stringe attorno ai parenti delle 3 appunto vittime della coppia e del bambino con dolore e commozione per la tragedia che ha distrutto un'intera famiglia. Ancora intimidazioni ai commercianti siracusani, questa volta è toccato allo storico caseificio del mercato di Ortigia. Nella notte qualcuno ha dato fuoco all'esterno del locale che era pronto a chiudere per lavori di ristrutturazione. La città intanto chiede più sicurezza. Francesco Aloi. Siamo ancora in cerca di questo motivo, di una motivazione che possa rendere
tale un gesto così. Non riescono a capire il perché. I titolari dello storico locale del mercato di Ortigia hanno subito un'intimidazione. Alle 2 del mattino qualcuno si è avvicinato qui, ha gettato benzina per poi dare fuoco, forse con un petardo, e pensare che a 2 passi c'è il commissariato. Le fiamme partono, per grazia di Dio l'intervento dei vigili del fuoco è stato molto celere e anche della polizia, dobbiamo dire. Per fortuna non ci sono stati danni ingenti. Non ci sono danni importanti, solamente un po' la tenda. La dinamica sarebbe stata ripresa da questa telecamera che si trova nella palazzina di fronte. Quelle del locale invece erano disattivate perché qui stavano per partire i lavori di ristrutturazione. Non vediamo il perché di una cosa di questo tipo, che è una cosa fatta in bello stile perché è un'intimidazione a tutti gli effetti. Avevano annunciato tutto con questo video appena qualche giorno fa. Primo produtto perché facciamo questa ristrutturazione, quindi ci troverete con un locale ristrutturato, diverso. Ingrandiremo. Adesso la polizia è al lavoro per dare un nome all'autore dell'intimidazione. In città comunque il clima è molto teso. Nelle ultime settimane diversi gli attentati di questo genere. È stato trovato il corpo senza vita di Francesco Cavallaro, di 62 anni, di Priolo. Siamo in provincia di Siracusa. L'uomo era scomparso alcuni giorni fa ed è stato trovato senza vita nei pressi dell'ex stazione ferroviaria. Il medico legale ha effettuato una prima ispezione cadaverica. A segnalare la scomparsa era stato il sindaco di Priolo, Pippo Gianni. Era stato attivato il piano provinciale per la ricerca di persone scomparse. Le squadre composte da Forza dell'Ordine e Protezione Civile con l'impiego di volontari avevano effettuato perlustrazioni a piedi con unità cinofile e droni in una vasta area. E adesso a Catania, dove sono state denunciate 15 persone, tra cui 2 minori, per aver organizzato una corsa clandestina a Camporotondo Etneo. La gara intercettata dagli agenti di polizia con i droni. Simona Mazzone. Avevano organizzato una corsa clandestina di cavalli a Camporotondo Etneo. La vedete in queste immagini diffuse dalla polizia, che ha denunciato anche per maltrattamento di animali 15 persone, tutte della provincia di Messina. La gara alle prime luci dell'alba, tra 2 fantini al comando di calessi trainati da cavalli, circondati da numerosi motorini ed auto che a folle corsa seguono i concorrenti. La zona è isolata, i poliziotti riescono comunque a intercettare la corsa utilizzando i droni. I fantini, circondati da numerosi scooter che suonano il clacson all'impazzata per sollecitare i cavalli. Tutta la carreggiata bloccata in un percorso di circa 2 chilometri, gran parte in salita. 2 grossi furgoni per il trasporto dei cavalli li seguono, sottoponendo a forte stress gli animali, anche a causa delle frustate subite. Arrivati gli agenti hanno bloccato la corsa, fermato i cavalli e identificato i fantini. Alcuni dei partecipanti alla corsa sono stati presi poco dopo. Uno di loro ha provato a far perdere le proprie tracce. Una volta fermato è stato trovato con quasi 5.000 euro in contanti e un pizzino con i nomi degli scommettitori. Tra i fermati anche 2 minorenni che avevano incitato i cavalli durante la corsa a bordo di uno scooter di grossa cilindrata. I cavalli sequestrati, affidati a una ditta specializzata, sono risultati 2 purosangue inglesi muniti di microchip. I 2 calessi e tutte le bardature, inoltre, avevano segni riconducibili a 2 scuderie del messinese. E su questa vicenda c'è una nota della parlamentare Michela Vittoria Brambilla, autrice della legge contro l'uccisione e il maltrattamento di animali. Ai responsabili, ha dichiarato la parlamentare, saranno applicate le norme introdotte nel codice penale della legge Brambilla, che punisce chiunque a qualsiasi titolo partecipa a queste competizioni e prevede, oltre ai casi di concorso, 3 aggravanti generiche se i fatti sono commessi alla presenza di minori nei confronti di più animali e se sono diffusi attraverso strumenti informatici e telematici. E adesso cambiamo argomento, andiamo a Palermo. Negoziante e figlio sono stati picchiati durante una rapina. Arrestati 2 minorenni che avevano rubato degli accendini in un negozio del centro commerciale Guadagna. Scoperti, hanno aggredito a pugni e calci i titolari della rivendita. Marco Gulla.
avevano appena rubato alcuni accendini all'interno di questo negozio nel centro commerciale Guadagna a Palermo. Quando sono stati scoperti, 2 ragazzini di 15 e 16 anni non hanno esitato a colpire alla testa il titolare e il figlio che era intervenuto in soccorso del padre. I carabinieri del nucleo radiomobile, grazie alle immagini del sistema di videosorveglianza, sono riusciti a bloccare e arrestare i 2 rapinatori e denunciare un 19enne accusati di rapina impropria e lesioni personali aggravate. I militari sono intervenuti dopo la segnalazione di un commerciante cinese ferito alla testa nel centro commerciale, ferito con calci e pugni anche il figlio. Uno degli impiegati del negozio ci racconta che il ragazzo dovrà essere operato dopo la brutale aggressione. Sì, soprattutto suo figlio che ha avuto un grande, ferito proprio nell'orecchio, si è rotto forse la timbra dell'orecchio, forse, e così ora è andato all'ospedale, forse addirittura vuole una piccola operazione addirittura per curare, perché è stato rotto dentro il come si chiama l'orecchio. Vabbè, diciamo che sì, ora ancora si sente un po' male. Il GIP per i minorenni di Palermo ha convalidato l'arresto e disposto per i 2 l'obbligo di permanenza in casa. Fingendosi finanzieri si sono presentati in casa di una anziana di Palermo e l'hanno derubata. Sentiamo. Conoscevano bene quella donna i 5 uomini che si sono presentati nell'appartamento di una ultra ottantenne di Palermo fingendosi finanzieri. Sapevano che fosse da sola in casa e che avesse una cassaforte piena di gioielli, orologi e contanti. Il gruppo è riuscito a farsi aprire la porta nonostante la diffidenza iniziale dell'anziana, sostenendo di essere stati incaricati dal tribunale di effettuare un inventario dei suoi beni. Un colpo da oltre 100.000 euro messo a segno in via Empedocle Restivo. I 5 sedicenti ufficiali della Guardia di Finanza si sono presentati in casa della donna di mattina dopo una telefonata che anticipava la necessità di effettuare una sorta di catalogazione dei suoi preziosi. Carpita la sua fiducia, sono riusciti a farsi aprire la cassaforte e a svuotarla. Poi rapidamente si sono allontanati facendo perdere le proprie tracce. Appena l'ottantenne si è resa conto di ciò che era accaduto ha chiamato il 112. Sul caso indaga la polizia. Sul posto sono intervenuti gli agenti della scientifica per cercare tracce utili per risalire ai ladri. Sono state acquisite anche le immagini dei sistemi di videosorveglianza del palazzo e della zona. Torniamo a parlare del caso del minore maltrattato a Catania nel quartiere San Cristoforo, che poi è finito su TikTok. Il comune ha avviato un'indagine interna su una passata segnalazione e ha istituito un tavolo tecnico permanente per rafforzare il servizio di tutela sui minori. L'assessore Spoto ha detto: non ci nascondiamo dietro nessun alibi. Roberta Lunghi. Non intendiamo nasconderci dietro alcun alibi. Con queste parole l'assessora ai servizi sociali del comune di Catania, Serena Spoto, annuncia l'avvio di una indagine conoscitiva interna sul caso del minore vittima di violenze familiari emerse la scorsa settimana dopo la diffusione di un video su TikTok. È documentato che già nel mese di luglio il bambino fosse stato trovato solo in strada e che a seguito di quell'episodio la procura minorile avesse disposto un monitoraggio. Un controllo che, secondo l'amministrazione comunale, non ha prodotto gli effetti attesi e sul quale ora si vuole fare piena luce. Stiamo verificando con estremo rigore perché quel monitoraggio non abbia funzionato e perché la situazione sia degenerata fino a questo punto. La cittadinanza ha il diritto di sapere, ha spiegato l'assessora. Parallelamente all'indagine interna, il comune rafforza il sistema di tutela dei minori con l'istituzione di un tavolo tecnico permanente promosso in sintonia con il sindaco Trantino, un organismo operativo che coinvolgerà servizi sociali, scuole, sanità, autorità giudiziaria minorile ed enti del terzo settore. Il tavolo, che si riunirà già il 14 gennaio, avrà il compito di definire procedure vincolanti e ridurre drasticamente i tempi di intervento. L'obiettivo dichiarato è garantire risposte immediate a ogni segnalazione di disagio o maltrattamento, mettendo al centro il superiore interesse del minore. Torniamo ad occuparci dello Zen di Palermo. Mentre l'arcivescovo Lorefice celebrava la messa nella chiesa presa di mira nei giorni scorsi, un ragazzino passeggiava indisturbato e armato di pistola. Ma allo Zen c'è un'altra emergenza, quello delle case abusive. Marco Gullà.
Mentre l'arcivescovo Corrado Lorefice officiava la messa dell'Epifania allo Zen, un ragazzino armato di pistola passeggiava a pochi metri dalla chiesa. È stato segnalato alle forze dell'ordine e rappresenta l'istantanea del degrado nel quartiere San Filippo Neri. Ma nella ricetta per la sicurezza allo Zen, elaborata nel corso del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza in prefettura, c'è anche una particolare attenzione alle occupazioni abusive di immobili. La mafia vende gli appartamenti tra i padiglioni per circa 15.000 euro. A chi non può pagare viene proposto una sorta di mutuo con Cosa Nostra. Chi occupa la casa diventa dipendente della mafia allo Zen, facendo la vedetta, spacciando o custodendo le armi. O così o niente casa. Comune, prefettura e forze dell'ordine hanno stabilito una sinergia per iniziare un lavoro di bonifica anche per questo fenomeno e così nei prossimi giorni partiranno iniziative mirate con il coinvolgimento diretto dell'Istituto Autonomo Casse Popolari. Questa mattina in merito abbiamo intervistato a Buongiorno Sicilia l'assessore con delega all'emergenza abitativa Fabrizio Ferrandelli. Io ritengo che se non abbiamo distrutto il mercato parallelo delle occupazioni abusive, di certo abbiamo abbassato il prezzo di mercato, perché stiamo dando la certezza ai cittadini che gli unici a poter assegnare gli alloggi sono le istituzioni, e lo facciamo sulla base di una lista dell'emergenza abitativa che è tornata a scorrere in città dopo anni di blocco. Siamo quasi a 200 immobili assegnati in questi ultimi mesi a fronte degli 8-10 che venivano assegnati su base annua. 30 anni fa l'assassinio del piccolo Giuseppe Di Matteo da parte di Cosa Nostra. Alla cerimonia di commemorazione a Custonaci la presidente nazionale dell'antimafia Chiara Colosimo e il fratello Nicola hanno detto: noi stiamo dalla parte dello Stato. Laura Spanò. Parto dalla vittoria di Giuseppe Di Matteo e questa vittoria non la dichiaro io, ma la dichiara il suo carceriere negli atti che abbiamo potuto leggere e che sono in archivio della Commissione Antimafia, perché il carceriere del piccolo Di Matteo dice: quel bambino ha sconfitto la mafia. È vero, il piccolo Giuseppe Di Matteo ha vinto la mafia, così come ha ribadito stamani a Custonaci davanti al murales dedicato a lui il presidente della Commissione Nazionale Antimafia, Chiara Colosimo, ricordando il 30° anniversario del suo brutale omicidio. Anche quest'anno Custonaci ha ricordato Giuseppe, rapito a 12 anni il 23 novembre 93 mentre si trovava in un maneggio di Villa Bantia da uomini di Cosa Nostra e tenuto prigioniero 799 giorni. Il bambino l'11 gennaio 96 venne strangolato e sciolto nell'acido. Importante il messaggio del fratello di Giuseppe, Nicola. Con Giuseppe eravamo piccolini quando è successo quel fatto, eravamo sempre complici in tutto, perché giocavamo insieme, stavamo insieme, e avevamo anche dei battibecchi, però eravamo sempre complici, uniti. Potevamo avere una strada diversa da questa di oggi. Abbiamo scelto di stare dalla parte dello Stato e continueremo a stare dalla parte dello Stato perché è giusto così. Sarà impergonabile da parte nostra sia per i carcerieri, sia per chi ha deciso di ucciderli, sia per anche faceva parte anche mio padre di questo. Protagonisti assoluti sono stati i bambini di tutte le scuole di Custonaci e San Vito Lo Capo. Questi ragazzi saranno il futuro, quindi loro possono scegliere da che parte stare. Dopo oltre 20 anni la scuola di Ginostra potrebbe riaprire con l'anno scolastico 2026-2027. Una bambina residente nella frazione compirà 6 anni e avrà i requisiti per frequentare la scuola elementare. La madre è casalinga, il padre fa lavori in muratura nel borgo di Stromboli. E anche dalla Sicilia parte il coro del no alla firma dell'accordo Mercosur tra Europa e Sud America. Sentiamo. È uno sputo in faccia alle aspettative dei produttori agricoli. Gli agricoltori definiscono così l'accordo sul Mercosur. L'Europa è disposta ad aprire a libero scambio con i paesi sudamericani, ma chi lavora nei campi o con gli animali non ci sta.
Qui siamo a Palazzo Lacreide, nel siracusano. L'Italia, dopo un primo no, sembra che adesso sia intenzionata a dare disco verde. Ma resta il no della Francia, che a dicembre, insieme all'Italia, aveva chiesto più garanzie. Che nel Sud America non rispetta le normative che rispettiamo noi, le normative del Green che rispettiamo noi in Europa. Perciò non possiamo essere competitivi, lì sarebbe la distruzione per l'agricoltura europea. Produrre nei paesi Mercosur è più facile. I controlli rispetto alle nostre zone sono meno stringenti e quindi i costi più ridotti. Per questo in Italia, così come nel resto d'Europa, la preoccupazione degli agricoltori è tanta. Noi non possiamo permettere l'importazione delle carni dell'America Latina dove le leggi sono diverse dalle nostre, l'uso degli antibiotici, l'uso di altri tipi di forme di ingrasso che non sono consoni alle nostre qui in Italia e in Sicilia soprattutto. Per provare a convincere Italia e Francia, l'Europa ha aperto ad una modifica nel regolamento di accesso ai fondi PAC, dedicati proprio all'agricoltura. Nessun aumento delle risorse, ma un'accelerazione nella disponibilità. Intanto lunedì la von der Leyen dovrebbe firmare l'accordo in Paraguay, mentre le proteste in Europa continuano. E adesso la sanità, pronto soccorso in Sicilia, in ginocchio per i troppi casi di influenza. Roberta Lunghi. Febbre altissima e poco sensibile agli antipiretici, tosse persistente, polmoniti interstiziali. L'influenza stagionale continua a mandare in tilt il pronto soccorso di tutta l'isola, con un picco di disagi a Palermo. Al Policlinico varata una task force con 10 posti letto ricavati da altri reparti. Al cervello le code di malati hanno spinto Schifani a verificare il sistema che sembra non reggere. Dal canto loro i medici ospedalieri lanciano un appello. Non è che basta avere la febbre, un po' di tosse e andare al pronto soccorso, è sbagliato. Sicuramente si possono trovare persone con l'influenza e se uno l'influenza non ce l'ha, c'è il rischio che se la prenda proprio il pronto soccorso. E allora che fare? Quando i pazienti fragili si ritrovano incapaci di gestire l'incalzare dei sintomi, si impone intanto una telefonata e una visita al medico di base. Nel paese delle ipotesi possibili spunta il miraggio delle case di comunità, con gli hub operativi H24 come strutture principali, che forniscono assistenza primaria, attività specialistiche e diagnostica di base. Si tratta di luoghi intermedi tra l'assistenza domiciliare e l'ospedale, pensati per evitare ricoveri inappropriati. La mappa di questi luoghi però in Sicilia è ancora incompleta. Sono 146, 22 sono state attivate, abbiamo tempo fino al 30 giugno. A Catania è attiva, seppure al momento soggetta a lavori di adeguamento antincendio, la casa di comunità Hub Pilota del San Luigi. Ultimati i lavori delle case di comunità di Gran Michele e Mirabella, 3 dunque in totale sulle 29 previste sul territorio della provincia di Catania. Saranno 10 gli ospedali di comunità nel catanese con posti letto per eventuali degenze. L'accesso alle case di comunità è aperto a tutti i cittadini che possono anche presentarsi autonomamente o essere indirizzati dal proprio medico di medicina generale o pediatra di libera scelta. Questo dunque è ciò che sarà, ma il termine ultimo del 30 giugno è dietro l'angolo. Facciamo una breve pausa, ritorniamo tra poco con la nostra pagina dedicata allo sport. Bentrovati, seconda parte del nostro giornale, adesso lo sport, il calcio, il Catania domenica tornerà a giocare al Massimino, avversario dei rossazzurri la Cavese, importante in difesa il recupero di Allegretto. Marco Carli. Torna Allegretto e questa è una fonte di sollievo per Toscano perché con la squalifica di Celli il tecnico sarebbe stato costretto a ridisegnare il reparto se non ci fosse stato il difensore ex Picerno che ha fatto bene da quando è stato chiamato in causa e che dopo l'assenza di Foggia torna fra i disponibili. Toscano dovrebbe schierarlo a sinistra con Pieraccini a destra e Di Gennaro in mezzo. L'altro ritorno è quello di Lunetta dalla squalifica. Contro la Cavese dovrebbe essere fra i titolari anche perché Bruzzaniti, fra piccoli risentimenti muscolari al polpaccio dell'ultima parte di esperienza con il Pineto e l'integrazione
l'integrazione e gli equilibri della nuova squadra potrebbe essere lanciato con un minutaggio crescente in queste prime partite dell'anno e partirà dalla panchina con la Cavese. Mentre il pubblico, come sempre, risponde presente con dati di prevendita all'altezza di Catania, la società è sempre concentrata sul mercato. Stoppa va verso la San Benedettese e nel caso libererebbe uno slot per un esterno sinistro, mentre a centrocampo si lavora sempre su Giabua con l'alternativa Vallocchia. In difesa l'obiettivo numero 1 resta Miceli. Intanto, tutti concentrati sulla Cavese, al Massimino c'è la possibilità di riprendere subito a correre. Momento difficile per le squadre trapanesi. Alla Trapani Calcio rimane soltanto l'obiettivo salvezza dopo i 7 punti di penalizzazione di ieri. E poi invece per la Trapani Shark, quindi parliamo anche di pallacanestro, quella di domani sera con Trento potrebbe essere l'ultima partita di Serie A della squadra siciliana. Franco Cammarasano. I 7 punti di penalizzazione in classifica inflitti ieri al Trapani e dal Tribunale federale, sommati agli 8 punti ricevuti nel mese di maggio, fanno sprofondare la squadra granata in fondo alla classifica, in piena zona play-out. Crollano definitivamente quindi le speranze di inserimento nella griglia dei play-off. Al momento l'unico obiettivo possibile rimane quello di tirarsi fuori dalla lotta a retrocessione. Ed è con questa prospettiva che il Trapani domani affronta la difficile trasferta di Latina, peraltro in un momento in cui il calciomercato, dopo le partenze di Carriero, Negro e Ciotti, potrebbe far approdare in altre lidi giocatori importanti come Canotto, Fischnaller, Grandolfo, Di Noia, Giron, solo per citarne alcuni, rendendo ancora più difficile la permanenza in Serie C. In questo mese di gennaio, fra l'altro, il Trapani è atteso da un altro appuntamento con la giustizia sportiva. Giorno 22, infatti, il Tribunale federale dovrà occuparsi di un altro deferimento a carico della società granata. Tutto ciò in un clima di grande delusione negli ambienti sportivi trapanesi, soprattutto per quanto riguarda la squadra di pallacanestro. Quella in programma domani sera al Palasciark contro l'Aquila Trento potrebbe essere infatti l'ultima partita in Serie A della squadra siciliana, dopo la rinuncia a giocare la partita con la Virtus Bologna e l'organico ridotto all'osso per la partenza di diversi giocatori. Intanto c'è un aggiornamento. La Federazione Italiana Pallacanestro comunica che in data odierna il Tribunale federale ha sanzionato il club Trapani Shark con 2 punti di penalizzazione per l'anno sportivo in corso e il presidente del club Valerio Antonini con 2 anni di inibizione per irregolarità amministrative all'atto dell'iscrizione al campionato 2025-2026. Un'altra breve pausa, ritorniamo tra poco con gli ultimi aggiornamenti. C'è una notizia di cronaca. A Caltanissetta un'infermiera è stata aggredita nel reparto di pneumologia dell'ospedale Sant'Elia dalla parente di un paziente che non voleva uscire dal reparto nonostante l'orario di visita fosse finito. Così la donna si è scagliata contro l'infermiera tirandole i capelli e graffiandole il volto. Con questa notizia ci fermiamo, grazie per averci seguito. Questa edizione naturalmente del nostro giornale termina qui. A tutti voi un buon proseguimento di serata.